di Telefriuli, ci ritroviamo al Palasport Carnera. Era un po' che mancavamo da questo palazzo, ma torniamo qui forti nel vedere la Snaidero contro la capolista, e sarà una partita davvero bella da vedere, lo sappiamo, perché sono due ottime squadre e quindi ci sarà spettacolo questa sera. Accanto a me c'è Davide Mikalic. Sono furibondo, ciao. Sì, io ti stavo per presentare e ho sentito che inveivi e ho detto perché oggi intanto buonasera a tutti, ben ritrovati. È una serata un po' difficile perché abbiamo tantissima gente, questa va bene Marina, però insomma abbiamo tante iniziative collaterali anche, quindi siamo un pochino, adesso ci concentriamo per la partita. Sono già in campo, no? Le squadre. Sì, insomma, la partita è di quelle toste perché Siena, a cui è rimasta solamente questo obiettivo, cara Marina, del campionato, arriva sicuramente con l'intenzione di mantenere la leadership in classifica. Noi però dopo due stop, Coppa Italia e Reggio Emilia, in cui siamo usciti con gli onori ma senza i 2 punti, senza la vittoria, abbiamo voglia di ritrovare il feeling con il successo. Vediamo i quintetti, noi abbiamo Il Allen, Antonuti, Secunda e Giacobbe Jex, quindi quintetto standard. Loro hanno Thomas, Woodward, Stone Rock, Benjamin Eze e col numero 12 Justin Hamilton. Insomma, chi più ne ha più ne metta, no? Ma infatti diceva Di Giulio Maria giustamente, con la loro panchina si può fare un'altra squadra competitiva non solo in campionato ma anche nelle altre competizioni, e ci trova d'accordo, perché insomma la squadra di Recalcati questo è. Vai Davide. Ora via Marina, partiamo, alziamo le cinture con la Sport Carnera, Montepaschi Snaidero. Quant'è che non sentivamo questo avviso? Thomas, partenza incrociata, grande partenza, Woodward nell'angolo sullo scarico di Thomas, non va il ferro sputa, Giacobbe una presenza, recupera, grande apertura di contropiede, Antonuti va! Mamma mia! Michele Antonuti, che alley-oop fantastico! L'ha alzato gli occhi, l'ha visto, Antonuti era già in volo e ha realizzato questo canestro, spettacolo per gli occhi degli spettatori del Carnera. Hamilton non va, ora recupera ancora Hill apre ancora il fuoco per Antonuti, tripla di tradizione, Michele la mette. Antonuti, che numeri Michele, guarda che roba, bravo, però bravissimo. Lui e Hill in tutti e 2 casi è stato servito da Kyle Hill, intesa perfetta, freddezza incredibile di Michele, che sta acquistando partita dopo partita sicurezza, esperienza. Chi più ne ha più ne metta, Davide, cioè un giovane che cresce così, partire in quintetto, dagli la possibilità, bravo Pancotto. Cosa significa però avere fiducia, Marina? La fiducia la acquisisci solamente giocando, indipendentemente da quello che poi è il tuo rendimento sul campo. Quando l'allenatore continua a darti delle possibilità, se tu hai talento, e Antonuti ce l'ha, prima o poi le qualità vengono a galla. Certo. E stasera mi sembra alle up e triple di transizione Anto ha già fatto il suo. Vuol dire proprio essere freddi, concentrati, bravo davvero. Più 9 Snaidero, 14 per gli arancione, 5 per Siena, con Curva che organizzano iniziative, sono presenti, sono qua che incessantemente fanno sventolare le loro bandiere, sono davvero bravi. Intanto mancano 29 secondi, 26 Snaidero, 12 Siena, sì. Arriva il rimorchio Antonuti, tutta la fiducia del mondo, boom, solo rete. Mica male, no? Bravo, sì. Diamo un'occhiata ai tabellini, 5 punti per Allen. Antonuti allora ha chiuso con stavo perdendo un attimo il filo perché mi stavo guardando intorno. 8 punti, 2 punti di Giulio Maria, 2 Jax. Seconda anche ha un ottimo tabellino, sono 9 i suoi punti, quindi diciamo che gli arancioni davvero hanno cominciato alla grande questa partita contro la capolista. Beh, insomma, siamo 26-12 più 14 con l'ultimo possesso o quasi per noi. Diciamo che loro hanno ancora teoricamente 5 secondi per provare l'ultimo attacco, perché ne mancano 29 alla prima sirena lunga di questa partita fin qua. Per noi chiaramente bellissima, per loro un po' meno. Vedo anche Minucci dalla parte opposta rispetto a noi, il general manager senese abbastanza accigliato, ne ha ben donde, lo capisco. Palla in campo da Vetulas contro Pecile. Siamo allo schema 4, Nick Vetulas. Bellissima, guarda la nostra regia che brava, i 2 allenatori, bravissimi regia. La nostra regia cresce di pari passo con la squadra. Davvero bravi. Vetulas, Mian non si è accorto, ma 2 secondi. Capita nel furore agonistico, capita anche questo. Noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Ora 1:24 adesso. Un'altra zingarata di Jerome, carica Antonuti adesso il tiro di Michele, va. Bravo Michele, Antonuti che sale in doppia cifra, 10 punti per Michelino. Allora, prima doppia cifra ci ricordano adesso Simone Bierti e Roberto Zaniti.
prima doppia cifra in Serie A per Michele Antonutti, insomma. Due computer abbiamo al fianco Sì. qua, Zanitti e Bierti. Tanto Le Zuccauca statistiche butta via la palla. in memoria. Sicuramente. Ora 43 noi, 31 loro, 9:40, recupera seconda. Kyle deve entrare in partita adesso, arriva Antonutti a rimorchio, Antonutti, grande azione, hesitation, Subisce il subito un fallo, sì. Subisce il fallo di Eze, secondo fallo di Eze, possibilità di incrementare ancora il suo tabellino, a 10 Michele Antonutti. Adesso andrà in lunetta, vediamo se riesce davvero a realizzare la partita ai punti della partita della storia, perché dicevamo prima che la prima volta che va in doppia cifra, 11, nettissimo percorso. Fin qua finora. devo dire fin qua un fantastico Antonutti. Eccolo qua, guarda gli highlights che la regia bravissima ci ripropone, proprio delle azioni di Michele Antonutti. Va anche il secondo percorso dove cominciano i meriti della Snydro e dove Antonutti quasi, finiscono, cioè praticamente merito della Snydro se Siena gioca così, oppure Sicuro, la Siena un po' io così. credo che la Montepaschi non si aspettasse una Snydro così sensazionale. Oggi ha trovato una Snydro Doc che non ha sbagliato nulla, gioca una partita intensa, continua, tecnicamente, tatticamente perfetta. Io, se devo dirti, scelgo più meriti della Snydro che dei meriti di Montepaschi. Siamo d'accordo. Partita, guarda come tutto il pubblico che batte le mani, tutti, curva sud, curva nord. Continua nel suo percorso netto, 13 punti, Michele. Antonutti, un altro di quelli che a Natale nei prossimi anni dovrà mandare un pacco dono. Questo è Antonutti, grande passaggio per Di Giulio Maria che ha convertito, insomma. Questa sera c'è solo da scegliere fra le varie azioni. Abbiamo potuto mirare al Carnera, questo è un grandissimo attacco della Snydro con un extra passaggio finché Jerome ha messo una tripla a piedi per terra. Devo dire veramente Snydro da Cineteca, difficile giocare meglio di così, cara Marina. No, davvero, ma ci hanno veramente fatto sognare quest'anno con le prestazioni qua al Carnera. Non possiamo dire di aver visto brutte partite, a parte forse la prima, un po' conoscitiva, esatto, della situazione, ma del resto sempre soddisfattissimi si è usciti da queste porte. 7-3, 5-5, 6-50. Senti che incitamento. Palla in campo, Allen contro Pecile. Allen prova ad andare, poi sotto le gambe, guarda che roba, guarda che ball handling. Allen, il triplo da casa sua, gol! Wow! Gol, solo rete e grandina al Carnera, 5 punti con una sicurezza. Guarda che stoppata di Giulio Maria, non sappiamo più cosa commentare. Le maglie arancioni sono dappertutto, sono tentacolari, guarda che roba. Di Giulio, alla fine c'è un fallo su Pecile. Secondo fallo di Giulio. Tentacolari, sono dappertutto, i nostri, dappertutto. Montepaschi è annichilita. Cioè, quando pensi di aver commentato la più bella azione, ne fanno un'altra che è ancora più bella della precedente. Ma è bello di vedere come difendono i nostri anche. Allora, vediamo un po' il terzo fallo per Di Giulio, tanto sbaglia Pecile, il libero. Resta fermo a quota 9, non sale in doppia cifra, vediamo se lo fa adesso Pecile con il secondo tiro libero a sua disposizione. Eccolo, dalla lunetta. Non va. Pecile non va, rimaniamo a più 21. Annichilita Siena. Ma io mi auguro per Recalcati che sia solamente una serata dovuta alla grande performance snyderina, perché loro mi sono sembrati veramente in clamorosa difficoltà. Giacobbe si gira, si volta in allontanamento, Giacobbe prende il palo, una forzatura, coach Pancotto è furibondo con Jax. Pecile prova ad andare, si appoggia su Di Giulio con l'aiuto del ferro. E coach Pancotto si mangia vivo Giacobbe. 11 punti per Pecile, 5,55. Ancora. Tanto Kyle quasi perde, poi alla fine perde del tutto. Perde la palla Kyle, alla fine recupera Pecile, c'è un fallo di Antonutti, quinto fallo di Antonutti. Allora la follia di Kyle costa più che altro il quinto fallo a Michele Antonutti, sì. Autore della partita sensazionale, è un perché peccato. Ha preso anche un colpo al volto comunque Antonutti. Credo sia il quinto fallo. Per me era il quarto, poi non so se è il quinto, perché io avevo segnalati rimane in campo per fortuna Marina. Però si è preso anche una botta in faccia al povero Antonutti. E allora vediamo un po', più 21, più 19 per noi, 7-6-5-7, più 19. È serata della gloria per la Snydro. Io non capisco neanche il senso, io credo che Recalcati abbia chiamato questo time out per utilizzare
l'umiliazione sta subendo la Siena per la prossima sì, partita. Esatto. Vuole richiamare i suoi provando a utilizzare questi ultimi minuti 36 per la prossima gara, perché se no non ha senso. Roberto Zanetti, siamo a 1 minuto e mezzo dalla fine ormai. Allora Roby, mentre commentavo, inviato dal Gazzettino da Roberto Zanetti, lo ricordiamo, mentre commentavo questo time out di Recalcati, che l'unica logicità che ha è quella di usarlo in funzione della prossima partita, ma io per redarguire i suoi. Scherzando, pensavo che volesse difendere il più 21 dell'andata, lo scatto. Potrebbe anche essere. No vabbè dai, questa è un'esagerazione. Però Comunque Roby, questa Snaidero ha dominato in lungo e in largo. La Snaidero, grande palla di reverse di Giulio, il punto esclamativo su una prestazione mostre. Ha fatto 11 punti in questa partita, 18 in questo quarto 18 totali. 18 punti per un super di Giulio Maria Carnera in visibilio. Guarda, sono tutti in piedi da no. 19 punti, guarda che adesso, come diceva Zanetti, si potrebbe anche ribaltare la differenza canestri. Sì. Abbiamo perso di 21 l'andata. Pecile capolinea, trova un'altra stoppata galattica. Può essere davvero ora andiamo a ribaltare la differenza canestri. Mian, triple capitano, non va. Ah, che peccato. Betulas recupera Woodward, abbiamo avuto la triple della differenza canestri, ma insomma, allora Marina, io lascio a te i commenti finali. Io dico, Snaidero strepitosa, rimanete sempre con noi per quest'anno, siete a divertirsi. Grandissima partita, forse una delle migliori degli ultimi anni. Io do un bacio, un saluto a Enrico, il giocatore di basket più forte del mondo, e lascio a te i commenti e i tabellini finali. Allora, dicevamo della Snaidero. Allora, 20 punti Allen, 13 Antonuti, partita incredibile, 18 di Giulio Maria, 7 Hill, 11 Jax, 6 Mian, 12 Glenn Secunda. Scalpo della capolista Montepaschi Siena, standing ovation del Carnera, sono tutti in piedi, il pubblico che è accorso numerosissimo anche questa partita, ormai è delirio per la squadra arancione a Udine e in Friuli. A suon di vittorie, di risultati, di lavoro, di sudore, di fatica e di impegno, questa squadra è riuscita a riavvicinare il pubblico friulano alla pallacanestro, un'impresa non da poco. Questo è Jerome Allen, davvero il capotribù, come dice Davide Micalic, ed è davvero l'anima di questa squadra, riesce a fare giocare tutti, a inserire la giusta chimica, a fare il leader della situazione. Jerome Allen, vediamo se riescono il pubblico, la curva, il gruppo deciso, i nostri tifosi li rivogliono fuori per un altro applauso. Davvero bellissima partita questa sera, abbiamo visto tutto il repertorio del basket. Ecco la nostra curva, guardate che Carnera pieno. Qualcuno di voi si ricorderà le partite dell'anno scorso con qualche sparuto pubblico, qualche pubblico un po' così freddo, un po' che si allontanava. Questa sono io, ma magari è meglio se vediamo la gente. Guardate che Carnera, brava regia, facci vedere tutta questa gente che comunque sostiene la squadra con calore, la spinge al successo. Giustamente Gaso ricorda il prossimo impegno sabato prossimo in anticipo alle 20:30 qui al Carnera contro Lupea Capodorlando, un'altra occasione per venire a tifare, a vedere una bella partita, a passare una bella serata al caldo, portando anche i bambini, perché è un bel clima anche per le famiglie. Migliori, ecco che ritornano a grande richiesta, eccoli qua. Allen e Mian capofila, poi abbiamo Dusan Mladian, il numero 9 Antonuti, il numero 16 uno dei ragazzi giovani, Filiberto Dri, eccoli qua tutti insieme, vecchio cuore arancione. E grazie ragazzi, lo dicono di cuore gli arancione. È arrivato anche Jacob Jax con il ghiaccio sul ginocchio, e questo è il presidente di Snaidero, davvero contento. Guardate che curva, guardate la curva arancione, davvero bellissima, col vecchio cuore arancione che svetta. Vi vogliamo così, davvero tutti a fare il tifo per questa Snaidero, e questo anche per Eddie Snaidero il core. Si torna ancora fuori, è di Giulio Maria che dirige i festeggiamenti assieme al team manager, anche lui deve festeggiare, lo portano un po' in trionfo. E con queste belle immagini, magari con qualche highlights e la musica, noi vi lasciamo, vi diamo appuntamento appunto alla partita di sabato, è sempre la differita su Telefriuli. Continuate pure con le immagini di regia, perché so che avete anche qualche highlights da proporre.
Siena.